inquadro un po' dove siamo. Siamo in un centro, questo di Piazzola, che è una delle 20 sedi che abbiamo nel Veneto, però è uno degli 11 centri di formazione professionale nel quale è presente il settore ristorativo. Noi lavoriamo principalmente con giovani tra i 14 e i 18 anni su percorsi triennali a qualifica, sono i giovani che adesso sono i più richiesti, varie figure professionali dal meccanico al ristorativo, passando per la parte dell'estetica eccetera. Perché abbiamo voluto mettere insieme gli anni 50 prendendo riferimento a Doris Day, animatrice, e mettendo insieme i giovani, Dori, prese dal cartolino. Infatti il nostro panino, a differenza di altri, è fatto a base di pesce, che è una trota salmonata, che la si può trovare negli allevamenti che ci sono qui in Veneto. E questa trota è stata marinata con succo d'arancia, sale alle erbe e del miele d'acaccia. Il nostro panino si chiama Tony Pignato. Come scusa? Tony Pignato. Tony Pignato. È un nome simpatico, aiuto un pochino. È un nome simpatico, ma c'è una motivazione molto importante. Perché tra gli ingredienti del nostro panino abbiamo il formaggio e il pignato. L'avete detto, bello. È il formaggio del pignato. Che è tipico di Vicenza. Siete nella zona pedemontana e montana di Vicenza dell'altopiano. C'è anche una confraternita sul formaggio di pignato. Vi presento il Grasti, che è un panino croccante e ha ingredienti tipici veneti, e per farlo abbiamo usato una zucchina, una melanzana, una cipolla, del pomodoro e della soppressa della valleura, e l'abbiamo accompagnato con una cappolatina di verdure in agrodolce e della salsa barbecue fatta da noi. Una delle cose classiche che avevamo da fare a colazione un tempo. Poi, non so questo, perfetto. Quindi anche qui si ripropone il pane alla poretta, la soppressa veneta, il formaggio. Il nostro panino si chiama Charleston. Abbiamo dato questo nome perché è un ballo diffuso, è nato negli anni 20, che praticamente è un incrocio tra braccia e gambe. Il nostro panino praticamente in questo ballo è un incrocio tra dolce e salato. E poi come altri ingredienti penso che siano assolutamente forte. È il radicchio di Treviso in sapore marinato con uvetta e pinoli e cipolla. La classica ricetta veneziana rapportata sul prima di tentativo di Treviso. Abbiamo fatto, come avete visto, molto velocemente, ma non perché avevamo dei dubbi, avevamo invece tanto imbarazzo, perché i panini sono tutti buoni e i cocktail lo stesso. Però purtroppo, come tutte le competizioni, bisogna dare un premio a qualcuno, se no magari questo può essere l'inizio di una serie, di un'attività che ne so, un domani si inventa qualcosa che ogni anno si propone una piccola iniziativa così che può portare dei nuovi casi e potrebbe essere un esperimento del genere. Partendo dai cocktail, naturalmente abbiamo deciso tutti assieme, non vi dico chi ha deciso lungo l'anno, comunque il numero 1, il Pinky. Abbiamo litigato, ma purtroppo abbiamo dovuto dare solo una valutazione al panino Doris.
buongiorno e buongiorno a tutti. Siamo qui presso l'ENAIP di Piazzola in un'iniziativa che abbiamo molto apprezzato. Io sono l'amministratore della società che gestisce il marchio Fonzarelli, che è una nuova catena di ristorazione che sarà presente in tutta la provincia, regione e probabilmente anche in tutto il territorio nazionale. Queste iniziative le abbiamo apprezzate moltissimo perché ci consente anche di conoscere cosa ne pensano i ragazzi e cosa ne pensano quelli che potrebbero essere i futuri clienti dei nostri ristoranti. Molto bene, abbiamo apprezzato dei buonissimi, ottimi panini, ottime realizzazioni con tanta fantasia e creatività e sono certissimo che parte di questi saranno inseriti nei nostri menù. È stato un grandissimo piacere, complimenti alla scuola, complimenti agli insegnanti, ai professori e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa. Grazie ancora. Con il progetto Fonzarelli abbiamo avuto una motivazione importante che l'abbiamo trasferita ai ragazzi per studiare, creare, elaborare e pensare a un qualcosa di innovativo per un locale nuovo. Quindi la novità in assoluto legata alla tradizione e alle capacità esperienziali che hanno acquisito in questi anni i nostri ragazzi. Oggi abbiamo potuto toccare con mano una collaborazione reale, concreta, fattiva con un'azienda che si sta approcciando al mercato, in questo caso della ristorazione. Siamo molto orgogliosi e felici di aver ospitato qui a Piazzola sul Brenta questa prova, dove i giovani hanno potuto mettere in pratica le loro competenze e anche la loro creatività, ma soprattutto fare conoscere a un'azienda una realtà bella, importante, significativa, ma anche i nostri giovani, i nostri studenti, una loro occasione, opportunità di lavoro, visto che l'azienda stessa ospiterà, grazie a questo evento, conoscendoci, i giovani sia in tirocinio e valuterà poi delle proposte assuntive. In sostanza oggi abbiamo potuto parlare di innovazione in un settore dove l'Italia eccelle, di formazione e soprattutto la cosa che quale noi teniamo moltissimo, di futuro per i nostri giovani.